Al comunale di Motta Sant'Anastasia si gioca la 24esima giornata del campionato di promozione per il girone C. I padroni di casa ospitano il Città di Torregrotta. Un cordiale saluto amici sportivi, ben ritrovati con le telecamere della Wii Sport. Padroni di casa che nell'ultimo turno di campionato hanno perso per 2-0 contro l'Aci Sant'Antonio. Vogliosi di rifarsi quest'oggi davanti ai propri tifosi. Il Città di Torregrotta che invece viene da 2 pareggi consecutivi. L'ultimo la settimana scorsa per 0-0 contro la Villafranca Messana, sempre più all'ultimo posto però. La formazione di mister Borelli, abbiamo visto insieme grazie all'aiuto delle nostre grafiche le scelte dei due allenatori per scendere in campo quest'oggi. Un occhio attento sul Città di Torregrotta che si schiera con un 3-4-3 con Rotella tra i pali, difesa a 3 formata da Sofia Di Stefano Casale, centrocampo formato da Ballarò, Canistrà, Balai, La Spada, tridente d'attacco formato da Sittineri, Rasà e Abate. Nel frattempo le due formazioni hanno fatto il loro ingresso in campo: completino bianco per il Motta Sant'Anastasia, completino rosso per il Città di Torregrotta. Il direttore di gara dà il via all'ostilità alla prima occasione per i padroni di casa con questo calcio di punizione con il pallone scodellato in aria. Nessuno riesce però a girare la sfera verso la porta protetta da Rotella. Azione fotocopia poco dopo con il pallone verso Ardizzone che mette dentro sul secondo palo dove c'è Marco Coniglio, il capitano del Motta Sant'Anastasia, porta in vantaggio i suoi. I padroni di casa sbloccano il risultato e 1-0 per il Motta Sant'Anastasia. Bello lo stacco imperioso da parte di Davide Ardizzone che ha servito Marco Coniglio sul palo opposto, ha svettato su Casale che non è riuscito a fermare il numero 6 ed è 1-0 in favore dei padroni di casa che continuano a spingere in avanti. Poco dopo l'occasione anche per Tosto che prova a girare di sinistro il pallone verso la porta protetta da Rotella. L'estremo difensore però fa buona guardia. La risposta del Torregrotta dall'altro lato è affidata al destro di Ferlazzo, tentativo che però finisce alto sulla porta protetta da Sottile. Ancora Motta Sant'Anastasia qui con Ardizzone che da lontanissimo prova a trovare l'Eurogol di giornata sfruttando anche il forte vento. Pallone che sfiora l'incrocio dei pali e finisce al lato. È stata questa l'ultima occasione della prima parte di gioco. Finisce infatti per 1-0 il primo tempo, fin qui la sta decidendo il capitano Marco Coniglio. Noi con le immagini nel frattempo passiamo al secondo tempo di questa sfida. La trama sembra essere la stessa con i padroni di casa in avanti. Il pallone qui ancora all'indirizzo di Ardizzone che stacca ancora una volta bene di testa. La parata di Rotella che manda sulla traversa. Poi Montalto aveva appoggiato in rete ma era finito in posizione irregolare il numero 10. Ferma tutto il direttore di gara. Si resta dunque sull'1-0 ma sono ancora i padroni di casa a spingere in avanti. Qui il lancio è per Tosto in posizione regolare. Tosto fa 2-0, raddoppio del Motta Sant'Anastasia. La firma di Giuseppe Tosto col numero 11 che porta a +2 di vantaggio sulla Città di Torregrotta. Notte fonda per gli ospiti quest'oggi, partito in posizione regolare, ha freddato l'intera difesa del Città di Torregrotta Tosto e poi con questo tocco sotto ha superato anche Rotella per il gol che è valso il 2-0. Raddoppio Motta Sant'Anastasia che però non cenna a fermare le proprie offensive. Qui splendida la combinazione fra i due Messina che poi con Antonino mette dentro ancora per Ardizzone. Mancava soltanto il suo gol. Davide Ardizzone si iscrive al festival del gol. 3-0 Motta Sant'Anastasia che mette praticamente il risultato in cassaforte. Il numero 9 dopo aver trovato l'assist per il compagno nel primo tempo mette anche la sua firma, prova a cambiare qualcosa il Torregrotta. Entreranno infatti in campo Merlino e Arizzi, proveranno subito a cercare di riprendere questa gara con questo destro da lontano da parte di Ballarò che però non può impensierire Sottile, estremo difensore di casa. Ancora il Motta Sant'Anastasia che avrebbe l'occasione per trovare il 4-0, qui il lancio è per Montalto che controlla, mette sul secondo palo all'indirizzo di Citraro che tutto solo sul secondo palo stacca di testa ma manda la sfera al lato. Ancora un'occasione sciupata dunque dai padroni di casa. Dall'altro lato è sempre Ballarò a provarci, questa volta dagli sviluppi di un calcio di punizione centrale. Il tentativo del numero 10, Sottile non ha problemi a neutralizzare il tentativo. Ancora Motta Sant'Anastasia che riparte in contropiede, ancora con Citraro a tu per tu con Rotella. Splendido qui l'estremo difensore del Città di Torregrotta che evita che il passivo sia ancora più grande. Non ci sarà più tempo, triplice fischio da parte del direttore di gara. Fine delle ostilità, il Motta Sant'Anastasia supera per 3-0 il Città di Torregrotta che non riesce a dare continuità agli ultimi 2 pareggi. E allora un saluto e alla prossima.